Giornata infernale lungo l'autostrada A4 all'altezza del chilometro 420 a Monastieri in direzione Trieste nel tratto a 3 corsie, quando verso le 11:20 un'autocisterna che trasportava fenolo, un derivato del benzene, ha impattato contro un'altra vuota ferma sulla corsia d'emergenza, probabilmente a causa di un problema al sistema frenante. Nell'impatto il mezzo che trasportava il materiale infiammabile si è ribaltato squarciando circa 10 metri di barriera laterale per poi prendere fuoco. La nube di fumo che si è alzata in cielo era visibile a chilometri di distanza. L'autista del primo mezzo pesante, lievemente ferito, è stato soccorso e trasportato all'ospedale con l'elicottero del SUEM 118, ma non è in pericolo di vita. Il tratto dell'autostrada A4 tra i caselli di Meolo Roncade e San Donà di Piave è stato chiuso per permettere l'intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre a squadre dei vigili del fuoco provenienti da San Donà, Mestre, Motta e Porto Gruaro, la polizia stradale, l'elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Alle 14:20 è stato riaperto il tratto in direzione Venezia, ma alle 17 è stata disposta una nuova chiusura, concordata e decisa con i vigili del fuoco e polizia stradale per permettere le operazioni di travaso del fenolo dal mezzo pesante incidentato alla cisterna giunta sul posto appositamente. Un primo travaso parziale per raddrizzare con una gru il mezzo rovesciato su un lato e poi completare l'operazione. Preoccupato il sindaco di Meolo lancia un appello. Disastro sfiorato, direi, nel senso che comunque la cisterna non è esplosa, comunque non ci sono stati problemi da questo punto di vista. È chiaro che quando succedono questi fatti si è sempre allarmati e si teme il peggio e soprattutto si devono subito attivare le precauzioni di emergenza, il piano di protezione civile, tutto ciò che comporta la sicurezza del nostro territorio. Ci sono tantissimi mezzi pesanti che percorrono l'autostrada A4, abbiamo strade secondarie che non sono sicuramente in grado di sostenere questo flusso veicolare. Chiaro che l'attenzione è il punto numero uno da tenere sempre con costante rilevanza, perché chi guida deve essere attento, non c'è altro da aggiungere se non rispettare i limiti di velocità, che è la seconda causa poi degli incidenti, ma la prima causa è proprio l'attenzione alla guida, a causa di tanti aspetti esterni, tra cui anche le notifiche dei telefonini e quant'altro, che anche questi creano grossi problemi di attenzione alla guida. Questi sono dati rilevati anche dalla città metropolitana nelle ultime statistiche dell'incidentalità del nostro territorio.